Si è svolto lo scorso 28 dicembre presso la sala convegni Alice Andrub dell'AIAS ad Acireale la cerimonia di premiazione del concorso di progettazione per l'intervento di ristrutturazione e restauro della chiesa parrocchiale Santa Maria del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale, che è stata danneggiata dal terremoto dello scorso 26 dicembre 2018, aperto e concluso i lavori Monsignor Antonio Raspanti, vescovo di Acireale. È stato così possibile conoscere il progetto vincitore direttamente dalla voce dei progettisti e far riflettere insieme sulle opportunità che è stata offerta dal concorso di progettazione. La specificità del concorso di progettazione, ha affermato Don Angelo Minole, direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi, rispetto agli interventi di affidamento dei servizi di progettazione, risiede nella centralità data alla proposta progettuale, ponendo al centro della valutazione la qualità progettuale stessa, contrariamente a quanto avviene per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, che vede quali parametri di valutazione principalmente il curriculum dei partecipanti e il ribasso d'asta sulle competenze tecniche poste a base di gara. A soli 4 mesi dalla pubblicazione del concorso di progettazione a 2 gradi dell'intervento di ristrutturazione e restauro della chiesa parrocchia Santa Maria del Carmelo di Pennisi, vince il progetto proposto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituiti dalla SICEF SRL come capogruppo dall'architetto Gioele Farrugia, dal geologo Antonio Mendolia e dall'architetto Salvatore Troisi come mandanti. Sentiamo in merito l'architetto Gioele Farrugia e Sua Eccellenza Raspanti, vescovo di Acireale. È stato un piacere, un onore poter ricevere questo primo premio per il concorso per la ricostruzione della chiesa di Santa Maria del Carmelo di Pennisi. Vorrei ringraziare innanzitutto tutti i miei colleghi che insieme a me hanno condiviso questa avventura e penso sicuramente all'ingegnere Francesco Bullo, rappresentante della SICEF, all'architetto Salvatore Troisi, l'architetto Vincenzo Andracona, l'architetto Stella Sofia Giordano, l'architetto Gabriele Messina e l'architetto Daniele Pullare che si è occupato della grafica. Insomma, è stata una grande soddisfazione sostanzialmente ci siamo scontrati con studi di tutta Italia, siamo riusciti a vincere in un concorso anonimo e con una proposta per il restauro che è legata a quella che è la più moderna cultura del restauro, quindi una proposta che si basa sull'unità potenziale, la distinguibilità, l'integrazione con materiali contemporanei. Insomma, speriamo che sia una prima soddisfazione di un lungo percorso. Naturalmente ancora ci sono parecchi ostacoli, per così dire, passi da fare. Una tra tutte è passare a un progetto cantierabile, definitivo ed esecutivo, poi confrontarsi ovviamente anche con la comunità e con la sovrintendenza, che è molto importante, quindi alla fine si darà la gara di appalto. Spero davvero che uno si faccia in tempi rapidi, 2 sono contento che ha vinto un progetto così attento, che ha saputo coniugare restauro di ciò che c'era, innovazione per parlare alle generazioni future di una comunità cristiana come quella di una parrocchia. Spero davvero che adesso questo cammino continui spedito e con l'accordo di tutti.